La Giunta ha assegnato la concessione per il progetto, la costruzione e la gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta all'Associazione Temporanea di Imprese SIS e Itinere Infrastrutturas. Parte da Conegliano, arriva a Montebello, tutto l'arco della Pedemontana viene coperto, sono 92 chilometri, il costo dell'opera è 2 miliardi 300 milioni di euro, tempi di costruzione 5 anni, gli abitanti dei comuni interessati all'opera possono utilizzarla in maniera gratuita per trasferimenti di 21 chilometri ad est ed ovest. Per evitare intoppi burocratici verrà applicato il modello operativo vincente del passante di Mestre, sia per quanto riguarda la nomina di un commissario, sia per la gestione degli eventuali espropri. Posso dire ai cittadini del Veneto che l'aspettano da tanto tempo che entro il mese di marzo, anzi ai primi del mese di marzo, la Pedemontana comincerà fisicamente ad essere costruita. 5 anni di lavori e sarà anche terminata, lo dico anche con una buona certezza perché finora non ho mai tradito i tempi e le promesse che avevo fatto. La Giunta ha approvato il riparto del Fondo Sanitario per l'anno in corso, ora tocca al Consiglio regionale per il proseguimento dell'iter. Il Fondo 2009 ammonta a 7 miliardi 926 milioni di euro, dei quali 162 milioni riservati a interventi e attività svolte a livello centrato regionale. Tra le ULSS venete vengono distribuiti 7 miliardi 712 milioni e 872 mila euro. Credo di poter annunciare che ciò che è stato fatto quest'anno va in un senso finalmente di riduzione della forbice esistente fra le aziende che percepiscono in termini di quota pro capite di più e quelle che percepiscono di meno. Quindi abbiamo iniziato un'opera di riequilibrio del sistema che andrà sicuramente a beneficio di moltissimi cittadini. In Veneto gli stranieri residenti raggiungono il 10% della popolazione, circa 500.000 unità. La regione si conferma la seconda in Italia per numero di stranieri. I dati sono stati resi noti durante la presentazione del rapporto annuale 2009 sull'immigrazione curato dall'Osservatorio regionale gestito da Veneto Lavoro. Gli stranieri occupati a fine 2008 risultavano essere 205.000, pari al 9,5% degli occupati in Veneto. La crisi però interessa anche gli immigrati. Con i sindacati abbiamo un parere diverso che è minoritario nel Paese e soprattutto nel Veneto, che non siamo d'accordo di una moratoria o di un allungamento dei permessi perché non risolverebbe il problema e continuerebbe ad alimentare aspettative che qui si può arrivare continuamente. Invece sono d'accordo che per quelli regolari, per quelli che sono necessari veramente alla nostra comunità, devono poter avere dei permessi in tempi ragionevoli.